Nuova ed ennesima spaccata notturna al centro per l'impiego di Mestre, viale Sansovino, a 2 passi da Piazza Barche. È il secondo raid in 2 giorni, il quarto in meno di 20 giorni. Ad agire si presume uno o forse addirittura 2 distinti gruppi di baby gang, così anche dalle testimonianze fornite alla polizia. Nel mirino ancora una volta le macchinette distributrici di bevande, salatine e merendine, letteralmente sventrate per rubare tutte le monetine. Distrutti con i distributori anche il vetro dello sportello d'ingresso del centro per l'impiego, visibili infatti i segni dell'effrazione con cartone e scotch da pacco a evitare qualche scheggia possa cadere addosso alla gente in attesa. Sventrata anche la porta d'ingresso che con il doppio vetro ora si trova fuori asse. Sempre nella notte spaccata fotocopie pure al terzo piano dello stesso stabile e ai vicini di fronte del Ministero dell'Istruzione. Nel mirino sempre pochi spiccioli delle macchinette distributrici di snack. Danni ingenti riferiti più alla mobile che ai distributori automatici. A inizio settimana stesso raid alla carrozzeria di Via Giustizia a Mestre, il terzo in appena 2 settimane e il 15° in 6 anni, con il titolare oramai più che esasperato. Noi da questa notte dormiamo dentro, metteremo delle guardie, non dormiamo, staremo svegli, metteremo delle persone, vediamo, lo risolveremo noi, consegneremo noi alla giustizia chi fa i furti.